Ciao avventurieri e benvenuti in questa nuova motoavventura. Oggi sto percorrendo la strada statale 127 direzione Barsandalia. Questa domenica mattina infatti insieme ai miei amici bikers del gruppo GTO Olbia, capitanati da Antonello, sbarcheremo nell'incantevole arcipelago di La Maddalena, dove ad assumere il comando sarà l'isolano Tony, che ci guiderà nella sua meravigliosa terra. Andiamo! Eccoci di nuovo ad Olbia. Ora raggiungiamo il gruppo GTO al Barsandalia, raggiungiamo il primo punto di riordino, poi ci fermeremo anche ad Arzachena e a quanto pare anche a Palau. Una bellissima giornata oggi per raggiungere l'arcipelago, sempre spettacolare fare questo viaggio in moto verso l'isola nell'isola. Oggi calma piatta ad Olbia, vediamo chi c'è già, c'è già un bel gruppetto, veniamo qua. La briglia di Matteo si fa sentire. Bene, stiamo partendo direzione l'arcipelago. Vai vai. Siamo già un bel po' di moto e alcune dobbiamo recuperarle più avanti. Oggi seguiamo Antonello, vediamo dove ci fa passare per raggiungere l'arcipelago. Siamo sul cavalcavia, guardate Olbia, oggi il mare è calmissimo, sono già le 9:30 e ora puntiamo ad Arzachena. Ecco Valentino, Matteo, Pavas e viaggiamo sempre insidiosi. Ora siamo all'uscita di Olbia, vediamo, dovremo andare per Arzachena. Sì, inizia ad esserci abbastanza traffico stamattina di auto. Questa strada d'ora in poi è abbastanza trafficata. Io solitamente passo dalla Sant'Antonio, che lì c'è molto meno traffico. Siamo lungo la 125 direzione Arzachena. Ora ho Matteo davanti e Paolo con il 1290. Stare a fianco a Matteo è emozionante con questo sound V4. Ora siamo arrivati ad Arzachena, c'è questo camper con la Vespa davanti, vedete Arzachena
siamo qui ad Arzachena, secondo punto di riordino. Stanno aggiungendo altre tante moto, tra cui Panigales. E allora, ma non stai venendo, no? No, non posso venire. Ah, peccato. Vediamo, buon divertimento. Ciao. Siamo ripartiti. Ora direzione Palau, terzo punto di riordino. E Marco con l'F76. Ora stiamo arrivando al punto dove finisce questa bellissima strada, l'SS 125 Orientale Sarda, che inizia dal sud, Sardegna, e finisce proprio qua alla rotatoria di Palau. Vi faccio vedere il punto tra un po'. Vedete, 354esimo chilometro. Ora noi andiamo per Palau. Qui stiamo facendo ingresso a Palau. Ora andiamo alla stazione marittima e grazie al nostro amico isolano abbiamo anche lo sconto, essendo in gruppo andremo a pagare molto meno. Avventurieri, siamo arrivati qui al porto di Palau. Guardate quanti siamo. Stiamo radunando i soldi per il biglietto. Guardate quante moto. Siamo un bel gruppetto oggi. Ciao, non ti ho visto prima. Sto riprendendo la partenza. Vediamo un po' le protagoniste di oggi. Guardate quante moto siamo. Praticamente stiamo andando ad invadere l'isola della Maddalena. Siamo un bel esercito oggi. Siamo tutti in posizione per l'imbarco. Aspettiamo che arrivi il traghetto. Stiamo imbarcando per la Maddalena. Facciamo salire prima l'Harley. Mettiamo tutti sulla sinistra. Facciamo lo slalom tra le moto. E inquadriamo Luca che sale a godersi il panorama. Appena partiti salutiamo Palau.
pronti a sbarcare? Anche questa si fa sentire. Eccoci sulle rampe. E allora stiamo partendo per il giro dell'isola e poi andremo al chiosco dei Mille per un pranzo tutti in compagnia. Ora seguiamo Tony, padrone di casa. È ben più affollata della scorsa volta che ho ripreso. Siamo già vicini alla stagione. Prendiamo Valentino. Ciao. Stiamo arrivando alla marina militare. Adesso che faremo il giro dell'isola e poi andremo a Caprera. Vediamo dove ci porta Tony. È lui che comanda qui. Guardiamo un po' Franco. Andiamo a riprendere il Capobranco. Antonello con la Suzuki. E qui davanti abbiamo Tony che oggi è con il dorso duro, con il V2. Eccolo qua, la fripizza dell'isola. Stiamo svoltando per Spalmatore, quindi facciamo il giro dell'isola.
pescatori che passano tutti. Ora stiamo andando in direzione di Cala Spalmatore, come ho già detto nel precedente video. In questa cala riparata dal vento i pescatori spennellavano le chiglie delle barche di pesce e da qui prende il nome Spalmatore. Guardate, c'è già gente che si fa il bagno, ormai siamo a giugno quasi, sono gli ultimi giorni di maggio, l'acqua deve essere già piacevole, soprattutto per i tedeschi. Questo è l'effettivo queste stoni qui davanti. Guardate che colori quest'acque, qui ci sono le acque più belle della Sardegna, senza dubbio, con Dogliastra, i colori più belli delle acque sono proprio qui. Del resto è un parco nazionale. Da qui la visuale è bellissima, guardate, si domina la città di La Maddalena, l'unico vero centro abitato di questo arcipelago. Un arcipelago costellato da diverse fortificazioni militari poste nei vari punti strategici. Io sono salito in quello del Monte Teialone, punto più alto di Caprera, ma ce ne sono diversi disseminati lungo le coste dell'isola. E quello laggiù in fondo è Palau, da dove siamo partiti. Il traghetto che fa la tratta ci piega, visto, circa 20 minuti. Effettuare la panoramica della Maddalena in moto è sempre stupendo. Vi ricordo che il 28 c'è anche il motoraduno, il 28 luglio. Se non avete impegni venite, perché ne vale la pena fare un giro in queste spiagge da sogno, una location veramente unica. Direzione Bar dei Mille. Ora stiamo per attraversare l'istmo che collega l'isola di La Maddalena con quella di Caprera. A questo punto è spettacolare, con il mare da entrambi i lati. Guardate, c'è un piccolo ponticello, è unissimo. Facendo piano piano, guardate che spettacolo.
sera ci siamo quasi. Ora faremo un bel pranzetto all'ombra dei pini, ormai ci vuole, è già la 1 e siamo discretamente affamati. Siamo quasi arrivati al chiosco dei 1000. Io ho pranzato anche l'altra volta, sono venuto a scalare il monte Teglialone. Oggi siamo ben più numerosi, ma mangeremo divinamente ugualmente. Allora avventurieri, siamo arrivati al chiosco dei 1000, che conoscete la pineta dove ho pranzato la scorsa volta, e adesso andiamo a mangiare. Questi sono tutti affamati. Ecco lui, il numero 1. Andiamo a inquadrare la bancata riservata per noi. Addirittura sono 3 bancate, siamo tanti. Incredibile! Saremo più contenti quando arriva il cibo. La faccia di una persona che non vede cibo da diverse ore. Ora ripartiamo. Seguiamo questi motardisti. Stiamo andando verso Punta Tegge, penso che faremo l'aperitivo lì, un piccolo arcipelago nell'arcipelago, ci sono varie insenature infatti, è calette.
avventurieri, siamo arrivati qui a Punta Tegge. Alla fine stiamo facendo il post pranzo qui. Guardate che bello. Guardate che colori queste spiagge, quasi quasi ci facciamo il bagno. Ma il colore è cambiato. Qui stiamo entrando al bar Zianto della Maddalena. E da poi lo potevo. Allora, un'intervista, come sta andando la giornata alla Maddalena? Sta andando, no? Dai, Bella, siamo a, vogliamo sentire a pancia piena, abbiamo mangiato bene, adesso ci rigodiamo un altro po' di relax con l'aperitivo mancato stamattina che facciamo ora. Bravo. Intervistiamo anche Michela, che dice? Bellissimo. Anche oggi. Io ho sempre una garanzia. Sì, certo. Anche oggi è un divertimento. Ma intervistiamo lui, il mitico Pavasso. Ciao. Che mi chiedono chi sia alcuni. Ti chiedono proprio chi è Pavasso. Allora, buongiorno, sono io Pavasso. Il famigerato Pavasso. L'amico del Max, del grande Max di Telti. Numero 1 di Telti. E non solo. Oh, non l'ho pagato. E non solo, no, vabbè, questa è tutta roba naturale, ragazzi. Perché veramente lui è un grande. I'm crawling around, searching for higher ground. Can't see in front of me, my enemies. I've tried every possibility, ability to know if I can bleed. If that's what you wanted, you won't get it tonight. 'Cause I can fly, I can fly, I can fly, I can fly. Bene avventurieri, siamo arrivati al porto di La Maddalena di nuovo. Anche questa nuova motoavventura termina qui. Mi raccomando, se anche questo video vi ha emozionati, lasciate un like, condividetelo con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime avvincenti destinazioni.